scusami un attimo, lui in quel momento dice questo perché già c'è in progetto che lui prende il posto, in quel momento c'era Berlusconi, quindi prende il posto di Berlusconi? Si sa già questa cosa? Perché lui si spinge addirittura ad andare contro una legge tutto della Costituzione? l'attacco del 2011 è, tra virgolette, un complotto finanziario. Cioè, quindi sicuramente avevano già deciso a chi metterci, è impensabile che così non fosse. Cioè noi abbiamo visto una crisi dello spread causata da che cosa? Non dai problemi dei conti dell'Italia eccetera, loro sono molto peggio, lo spread è più basso. Causata da un fatto molto semplice: BCE allora comprava sul mercato secondario, o perlomeno, anche se non lo faceva, diceva che l'avrebbe fatto, i titoli di Stato italiani qualora non venduti. BCE ha il divieto assoluto di comprare nel mercato primario, ma nel mercato secondario, quindi al tasso del mercato, quello che lo comprano anche tutte le altre banche, poteva comprare. Il semplice fatto di garantire quindi che una parte dei titoli non sarebbe rimasta invenduta calmierava i tassi di interesse. Nel momento che BCE ha detto io non compro più, e contemporaneamente Bundesbank ha venduto ovviamente i titoli di Stato che aveva in mano, quindi, lo spread è schizzato. Quindi diciamo, per i complottisti, è stato ammesso anche da forza del governo, insomma si è parlato di emissari di BCE in Parlamento che hanno detto, cioè, che non vi compriamo i titoli, sulla base, allora, se l'Europa deve essere fondata su una, diciamo, su una linea paritaria tra tutti gli stati, non c'era già il sentore che già la banca non era quella che effettivamente dovrebbe essere, cioè nel senso la banca agiva in base alle richieste che le venivano fatte. L'euro e l'Europa, dietro il racconto di avere una democrazia, un'unità, una pace tra i popoli, in realtà si è insinuato una forma cancerogena, ed è nata una dittatura finanziaria al posto dell'Europa. Questo è nato invece dell'Europa. L'euro, così come concepito, è uno strumento di predazione e distruzione delle economie, perché tu devi pensare l'euro non solo come moneta euro, ma con tutti gli annessi e connessi che sono i criteri di convergenza, di bilancio, quindi stiamo parlando di quei vincoli che ci hanno ucciso. Ma perché? Terra, perché a volte l'economia è un po' controintuitiva, quindi magari anche perché ora chi non capisce, no? Anche perché Marco, ora noi praticamente stiamo parlando e stiamo utilizzando dei termini, dobbiamo anche pensare che il video va in rete, quindi che ci sono delle persone che magari non riescono... Allora, spieghiamo infatti che cos'è un vincolo. Cerchiamo di spiegarlo in maniera... Il vincolo del 3% che nasce appunto con il trattato di Maastricht, del 3% del rapporto debito-PIL annuo, cosa comporta? Comporta che ogni anno tu puoi fare deficit, quindi al di là del fatto che i mercati ti comprino o meno le tue obbligazioni, tu ne puoi emettere in misura ulteriore, perché non puoi aumentare oltre il deficit, del 3% del PIL. Ora, se facciamo rapidamente due conti, scopriamo subito che se vuoi rispettare il 3%, tu già non copri neppure il costo degli interessi passivi del paese. A quel punto cosa succede? Che in realtà lo Stato ogni anno è costretto a spendere in soldoni, quindi ha una spesa pubblica più bassa di quanto tassa. Questo poi era il famoso avanzo primario. Tra l'altro l'avanzo primario record, se non mi sbaglio, cioè sono sicuro che era un avanzo primario, potrei sbagliarmi sul fatto del record, ma credo proprio che fosse così, è quello del 2011, proprio quando è iniziato questo. Cosa vuol dire a quel punto avanzo primario? Appunto, lo Stato ogni anno tassa più di quanto spende. A quel punto, se lo Stato spende 100 e tassa 110, 10 di differenza, visto che i privati non possono stampare, dove viene preso? È molto semplice, viene preso dai nostri risparmi, può essere eventualmente preso con l'export, cioè impoverendo un paese, un altro paese aderente all'euro, come si è mantenuta la Germania su in questi anni. Oppure chiedergli a debito, a una banca privata a un tasso ancora più alto del costo del mio debito. Ma in sostanza, cioè, ovviamente il grido della stampa è anacronistico, nel senso che loro proprio creano moneta telematica, no? Ma semplicemente le banche al momento in cui fanno un prestito o un mutuo di fatto fanno un atto di creazione monetaria, perché ovviamente creano denaro dal nulla, te lo prestano dietro interessi. Quindi un qualcosa che dovrebbe essere di esclusiva dello Stato, viene ceduto a delle banche private. Non per dogma, ma perché la Costituzione, ad esempio l'articolo 47, oltre che all'1 e l'11, per questa è una cessione di sovranità, far creare i privati moneta è una cessione di sovranità, quindi è illegale. Ma al di là di questo c'è anche l'articolo 47, che è poi inserito nella parte economica ed è semplicemente l'esplicazione di quelli che sono i principi fondamentali, su tutti appunto la fondazione della Repubblica sul lavoro, dice che la Repubblica disciplina, coordina e controlla il credito. Disciplinare, coordinare e controllare, ovviamente non puoi dare la possibilità di decidere la base monetaria a una banca privata, perché a quel punto non disciplini, né coordini, né controlli nulla. Quindi in sostanza tu perdi la possibilità di decidere la base monetaria circolante, che è un aspetto fondamentale di un'economia, perché rispetto alla moneta che c'è, più la moneta aumenta, si possono avere spinte inflazionistiche, deflazione, occupazione, disoccupazione, cioè controlli completamente i parametri macroeconomici di una nazione. In realtà è la cosa più importante che uno Stato fa. Quindi c'è una disattivazione completa.
Ora ti dicevo appunto i 3 modi con cui a questo punto possiamo parare, no? Impoveriamo qualcun altro, togliamo risparmi, eccetera. Applicando questa politica dal 92 in poi, quindi a questo punto per un numero importante di anni, no? Sì. È evidente che a quel punto tu arrivi a innescare la grave crisi di cui parla Monti. Ovvio. Perché non c'è possibilità di fare qualcosa di diverso, così è impossibile uscirne. Io ripeto, capisco che a volte qualcuno dice ma com'è possibile, se spendiamo più di quanto guadagniamo come facciamo a stare in piedi? No, è proprio così per definizione. Però la cosa più evidente, Marco, quella che si vede, poi ritorneremo sul tema Renzi-Draghi, perché noi siamo partiti con questo, certo, e ti abbiamo chiamato anche per questo. Se noi andiamo a guardare, per esempio, la differenza tra il momento in cui noi abbiamo ancora la lira e siamo ricchi perché siamo al 6° posto in graduatoria a livello mondiale, certamente. Quindi tutte le persone stanno bene. Io ricordo che c'era quando parlano di Italietta, no? Assolutamente, io ricordo che chi vedeva che chi stava bene a noi, chiunque veniva, anche i turisti che venivano in Italia, voi state benissimo, noi stiamo male, voi state benissimo. Quindi c'è stata proprio un'aggressione a livello monetario, a livello di ricchezza, proprio per spolpare l'Italia, sia da un punto di vista di ricchezza per quanto riguarda industrie e fabbriche, quello lo stiamo vedendo, sia per quanto riguarda proprio la ricchezza privata delle persone, perché nel passaggio tra lira e euro e nel momento in cui tu permetti a qualcuno di rapportare le 1000 lire con l'euro, sapendo benissimo che è il doppio, cioè tu a questo punto una persona che ha, per farti un esempio proprio banale per i nostri ascoltatori, io ho 10.000 euro in banca, già da quel momento io ne ho 5, non ne ho più 10. Sì, diciamo che non hanno controllato nulla al momento del passaggio. Ma è stata una furbizia questo dobbiamo dirlo. Lo scopo di questa moneta era già predatorio. Esatto. Quindi avendo una moneta che aveva già questo scopo, era soltanto un velocizzare subito pronti via la situazione. Sì, quindi è andato più che bene che fosse così. Perché il disegno era proprio quello. Cioè, cosa vuol dire, tornando all'aspetto di prima, quando lo Stato piano piano è costretto a spendere sempre meno? Se lo Stato che spende sempre meno, alla fine sparisce. Sì. Perché lo Stato che spende 0 non esiste più, cioè non c'è più, evapora lo Stato, non c'è. E l'evaporazione, quindi anche della corrispondente sovranità, è quello che vogliono le multinazionali. Esatto. Sì. Cioè, perché alla fine lo scopo del discorso è che lo Stato non esiste più, comandano soltanto i mercati. Quindi io acquisto l'Italia come se fosse un appezzamento di terreno, con tutto quello che c'è sopra. E tu pensa che Maastricht cosa prevede, no? Che tra gli obblighi di politica monetaria della banca centrale c'è soltanto la stabilità dei prezzi. Certo. Il sostegno dell'economia è secondario e subordinato comunque a livello codificazione, perché come cita la norma, subordinato alla stabilità dei prezzi. La stabilità dei prezzi serve soltanto al creditore, non al debitore. È solo lui che ci guadagna. Ci guadagna chi non commercia nulla nell'economia reale, non fa nulla nell'economia reale, ma fa soltanto speculazioni finanziarie. E ora ti chiedo un'altra cosa. Nel trattato di Maastricht, quando siamo andati a firmarlo, quando sono andati a firmarlo, sì, secondo te le cose che andavano a firmare le firmavano in consapevolezza oppure sono state firmate con molta inconsapevolezza? Allora, la conoscenza, la consapevolezza generale era bassa. Chi ha firmato su tutti i Prodi, anche le dichiarazioni che ha fatto, lo sapeva perfettamente. Esatto. Un bel giorno verrà una crisi, no? Sì, però c'è un fatto, che Prodi poi è stato eletto, non dimentichiamo questo, dopo queste piccole cosucce che hanno aggiustato l'Europa, Prodi è stato eletto presidente dell'Europa, è stato il primo. Sì. Quindi è stata una specie lui non poteva non di premio per quello che lui ha fatto. Era la collettività che, per come è strutturato, per come sono scritti i trattati, non era preparata, ma neppure i giuristi. Certo. Cioè io allora troppo piccolo, sono 78, avevo 14 anni, però comunque sia, anche da avvocato, i trattati ti richiedono un po' di studio, non è così immediato, anche come intelligibilità, come formulazione degli articoli, hanno più volte cambiato le numerazioni, cioè non sono così semplici e lineari, devi proprio avercene della voglia, certo, ecco, ho detto chiaro. E quindi questo, visto che non era un settore comune per le professioni, compresa la nostra, perché io non ho bisogno di sapere i trattati per fare l'avvocato, cioè è più facile che mi interessa più il codice dei condomini, certo, le norme relative a quello, il codice di consumo, cioè queste materie qui. A quel punto non eravamo preparati culturalmente, non lo sapevamo, e purtroppo molti di noi, io compreso, ci siamo svegliati dopo, quando ci è iniziato a sembrare, io ho cominciato ad interessarmi di questi temi intorno al 2006, che c'era qualcosa che non andava, certo. E lì ovviamente ti armi di pazienza, ti prendi il trattato, te lo cominci a leggere e vedi che ci sono molte cose che non vanno. Vedi che è una recessione codificata. Certo. E quindi dici, ma qual è lo scopo? Lo scopo era, signori, infatti, se dobbiamo progredire, dobbiamo sapere perché voi ci volete riportare praticamente in una smantellare la democrazia, cioè con tutta la campagna mediatica casta, cricca, corruzione, evasione, c'è tutta una maniera di cose che
certamente non bella e non simpatica, ma che nulla hanno a che vedere con la macroeconomia. Infatti. Perché una cosa che mi fa morire quando parlano di corruzione come problema di cassa, certo, è che il corrotto, se rischia tanto per prendersi la sua bellissima tangente, non l'appoggia qua e la lascia lì, la guarda e dice guarda che bella, no? Se andrà bene a comprare qualcosa, allora certo, come fa a aver sottratto ricchezza all'economia? Certo. Sono sempre soldi che lì sono. In realtà quello che ha innescato la grossa spinta della crisi è stata proprio la minaccia di lotta all'evasione fiscale. Certo. Perché Monti si è alzato le tasse, ma erano già altissime. Ovvio. Solo che gli italiani si arrangiavano e l'economia funzionava perché chiaramente rimanevano nell'economia reale qualche passaggio in più prima di tornare allo Stato. Certo. E questo generava una ricchezza diffusa maggiore. Certo. Quindi a quel punto, minacciando una maggiore lotta all'evasione fiscale, chi aveva i soldi li aveva presi o in nero o di tangenti o di corruzione o quello che vuoi, non li spendeva più perché aveva paura, allora li teneva qua e li guardava. Certo. E quello ovviamente ha immediatamente abbattuto la base monetaria circolante, creando poi la carenza di liquidità nel sistema che impedisce a ciascuno di pagare l'altro. Perché ribadiamo, tutta la moneta emessa è prima di tutto creata. All'atto di creazione è un dato contabile che si chiama debito. Punto. Debito sovrano prima di perdere la sovranità monetaria, oggi vero debito perché l'abbiamo venduto a qualcuno, certo, che tra l'altro ha interesse a mantenere questa situazione perché lui ci guadagna. Quindi il debito oltretutto è sempre un credito per i privati, quindi questo non dimentichiamo. Ma quando si diceva che il debito, per esempio, quando si diceva che il debito non è un debito, è un debito fittizio. Certo. Cioè nel senso, noi finché abbiamo avuto la Banca d'Italia, quindi che dava solo allo Stato, in realtà fino al divorzio dell'81 sostanzialmente. Ecco, allora quello è che noi dobbiamo spiegare, per esempio, che potrebbe interessare molto, il discorso, il motivo per il quale la banca è stata staccata dallo Stato e quindi a quel punto non foraggiava più il debito dello Stato.